Fra le province del Veneto, Padova rimane la peggiore in termini di posti letto occupati. Soltanto qui è scattato il livello 3 di allerta del sistema regionale. Ospedali Covid ripristinati, nuove aree di degenza dedicate alla cura del virus. Anna Maria Cattelan dirige il reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera e il futuro lo vede a rischio. In corsia soprattutto anziani, anche vaccinati con altre patologie, e uno zoccolo duro di Novax. I numeri, con ogni probabilità, cresceranno. Viviamo un po' la giornata, certo è che la situazione non è semplice ed è impegnativa per tutti noi che dal 20 febbraio 2020 non abbiamo mai smesso un giorno di seguire i pazienti Covid. Fondamentale ora più che mai proseguire sulla strada anche delle nuove cure, come gli anticorpi monoclonali, che per chi è a rischio di sviluppare una forma grave di malattia riducono la possibilità di finire in ospedale e di perdere la vita. All'incirca facciamo 10-15 pazienti al giorno, vorremmo aumentare la numerosità, questo dipende anche un po' dalla organizzazione proprio logistica che abbiamo a disposizione, delle risorse mediche e infermieristiche, però questo è un nostro obiettivo. Sicuramente dobbiamo affrontare il Covid con più approcci e questo è assolutamente da perseguire.